Sa sanità de Nugoresa custu manzanu ser firmada, pro pedire a sa politica regionale a su direttore generale des'azienda pro sa tutela de sa salude Fulvio Moirano de traballare pro garantire a sus presidios ospedalieros e a sus servizios sanitarios in su territoriu su personale necessario. In s'intrada dell'ospedale di Nugoro sono d'accordo categoria CGL, CISL Will, Nursind e RSU des ASL hanno organizzato una manifestazione a Sacalana piccao parte infermieri e OS. Vivini periso segretario territoriale e regionale de sos sindacaos che hanno promovuto la protesta. Sa manifestazione arrivata a pustir de due schidas da esa conferenza stampa ove hanno pedido risposta a s'assessore a sa sanità de Arru e a su direttore generale del SATS. Erdeme das meses chi sos sindacaos inzalana sa mancanza de personale in tottus o repartos de sos ospitales nugoresos e in cussu desorgono. Mancano infermieris e dottores e OS. Sos sindacaos hanno pedido a sa giunta a SATS de sbloccare sas assunziones impriandes as graduatorias de sos concursos già evattos. Daniela Parisi è stesa prima femina a fac su prefetto de Nugoro. A piccau servizio de che dies emerge entrata in sa spinnica desa realtà de sa provincia de Nugoro uve sos problemas sociales e economicos s'annanche a cussos chi pertoccano sa criminalidade che in sa rapinas a sos portavalores e sos attentaus a sos amministradores. Senza si chimenticare des emergenze migrantes. Custu manzano su prefetto Parisi che in su vice Vincenzo D'Angelo a tadoviaus si stampa prova a vedere desas prioridades e desas cosas de vaccher in sintesi di su mandau suo. Pro su prefetto come su problema pro urgente scussu chi pertoccata s'accoglienza de sos migrantes. Grazie a un accordo che in Sanci batta essere una forma nova de accoglienza in servidas per minores puru che hanno a presentare sa candidaturi solo cu forma su progetto SPAR. Sos migrantes hanno a essere spartios in gruppo de paccas persones pro permettere sa gestione e favorire integrazioni solo. Lunisi in Nugoro scominciò su servizio nuovo de pinnichi separata che incarchi differenze in su calendario. Su siccu che l'hanno a ritirare una volta sachida, sa plastica andata a sa sola, mentre sorbottes e s'alluminio andano anche in su bridu. In custardier dunque batta carchi problema per i cittadini che o vittir ballata sa die di conferimento e non che l'hanno a ritirare usarga, o che non andavano bene sos contenidores. Pros inzalare sa cosa schino andano a nuoro ambiente alla saunu billette di avviso e su comune custos problemas los appostos in contu pro su primo tempus. Su vozu pro isplicare sa novidades de sa pinnica nova sun istaordaoso ma chi non la ricevi lo può tirgarrigare dai su sito internet de su comune o lo può pedire a sa guardia giurata in municipio. In sa questione interveniti sa Fiepet Confesercentes chi in una lettera inviata su sindicus ordus inzalata sos problemas che scaionande a zilleris e ristorantes sa pinnica de su siccu una volta sacchida. Non è facile accogliere pro una chida su siccu pro chi non all'occo adatto all'ucollire, nata Tonino Mura, presidente onorario de sa Fiepet. È scraro che a peggiorare pure in istiu che in su calore. Si spera este che amministrazione ascurtete esas esigenze de categorie particolari e di operadores e concluiti Mura, questa situazione di fatti arriscata de caionare problemas igienico-sanitarios, impedendo esa gestione ordinaria des attività di soro. Son Rossomori criticano a bocca e manna sa finanziaria regionale 2017 e su conti pizzu de Sudinare. In sintesi di una conferenza stampa, su presidente de su partito Gesuino Muledda e su consigliere regionale Emilio Usula hanno abbozzato senza appello usas politica desa giunta a Pigliaru. S'impugnazione desi Stadu desa finanziaria regionale 2016 accaiona una paralisi a naso presidente Muledda. Su questi zuoi non è in grado di narrare scandata a cominciare la discussione desa manovra 2017 che prima tocca ad intervenire pro tornare a posto la contabilità di 2016, considerata illegittima dalla Corte Costituzionale. Prosor Rossomori non spezia una questione tecnica, su governo ha impugnato la finanziaria 2016 e ha postisi atto sanatorio adottato da su cussizzu proposto da esa giunta, a Tasichiu Muledda. Se mustorraus in parlare de un anno ebbe su pericolo che esistente de prospuru,
criticar forte speria sa gestione des avvertenze entradas. Sa regione ha deciso a Sasola di rinunziare a sul ricorso contra Sistadu e sa sconsistenza al desaccordo firmato dai aggiunti in su 2014 sono craras, battappi una differenza de belle 3 miliardi di euro, concluiti Muledda. Su cussizeri usula invece sa faveddau desa capia desa manovra finanziaria 2017 approvata da esa Commissione Bilancio in Sardia Scoladas, estesa ai 3 finanziaria desa legislatura a usula e che a sasateras e schenzanima. Manca desutottu su dinare pro sviluppo, traballu e guerra sa povertade. Sa HC in sede che 7 giornate di su campionato de Serie A de pallamano femminile in Salerno ha perdio 30 battoro a 8 in domo desa prima in classifica. Un risultato pesante che sanno goresa si settavan e che mostra tasa differenza tecnica ed esperienza. Sa HC ha tagliocao in su coro ma sa scampanar da diretta ha mostrato superiorità di soro che vi crara dai su principio desi stagione. In questo mese se però sa prima in classifica e screschia media oramai pare destinata a benché si scudetto sempre schisu conversano lo permitata. Tornando a sa partita su primo tempo si sta cabao che in su punteggio de che 7-3 prosar merer de dommo che a nasichi a poderare su giochi in sa seconda frazione puru tancande de che 7-5. Prosar nugoresa sa ponende a banda su dispiacere pro esperdius a gare sti stada de profetto in sa creschida desi squadra vata de medar zovana schisu un imparande med in questi stagione a dispetto de sul risultato. Su Salerno non fiti de sicuro su rivale giusto pro balanzare puntoso che sono necessario a si salvare Zappadus a cacciata giocare che in su Messana a sa 6,5 in sa polivalente.